Sarà una nuova agricoltura quella dei prossimi 7 anni in Europa e il Veneto dovrà essere in grado di coglierne tutte le opportunità. Per questo la Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso ha voluto dedicare l'ultimo appuntamento del ciclo su imprese, innovazione e reddito al tema fondamentale della PAC, la programmazione agricola comunitaria approvata in via ufficiale dal Parlamento europeo che disegna le linee guida del settore da qui fino al 2020. Al centro della discussione i principali temi introdotti dalla nuova PAC, come l'agricoltore attivo, la tutela di giovani e ambiente e soprattutto la redistribuzione dei titoli, una partita su cui il Veneto dovrà giocare al meglio le proprie carte. Il Veneto, è titolare di valori storici legati alle proprie produzioni che sono mediamente più alti rispetto ad altre regioni italiane dove magari c'è un'agricoltura che ha caratteristiche diverse. Quindi la grande battaglia che oggi le associazioni agricole venete insieme con l'assessorato devono fare è quella di difendere questo valore, perché nella discussione che è in atto proprio in queste ore a livello romano si parla di quello che è la regionalizzazione, quindi la redistribuzione di questo sostegno. Nell'attesa che il Ministero dell'Agricoltura stabilisca come attuare la PAC a livello nazionale, Confederazione Italiana Agricoltori sottolinea il ruolo fondamentale del settore per rilanciare l'economia dell'intero paese. L'agricoltura è un settore che sta al centro del dibattito internazionale. Facciamo un'Expo col titolo Nutrire il pianeta, eppure noi l'agricoltura, la nostra politica l'ha dimenticata. Invece no, dobbiamo rilanciare l'agricoltura perché l'agricoltura è un settore fondamentale perché produce cibo, ma fondamentale perché produce anche benessere, produce paesaggio, produce la sistemazione idraulica agraria del territorio. Non c'è possibilità in Italia di un rilancio della nostra economia che non veda al centro non soltanto l'agricoltura, ma sicuramente l'agricoltura. E un messaggio forte in vista della futura PAC viene in particolare dagli allevatori veneti, categoria tra le più colpite dalla crisi economica. Gli allevatori sono in difficoltà. Dalla PAC può arrivare un aiuto, anzi deve arrivare un aiuto, e questo ci porta a chiedere con forza una presa di posizione politica perché siano fatte delle scelte strategiche importanti. O la politica decide che la zootecnia bovina da carne deve mantenere sul nostro territorio e quindi adotta dei provvedimenti adeguati, diversamente vedremo ancora molti allevamenti chiudere. Noi abbiamo dei costi più alti, però facciamo anche un prodotto qualitativamente migliore e quindi quello che noi chiediamo è lo strumento per riuscire a valorizzare questo prodotto, perché se andiamo a competere solo con il prezzo probabilmente usciremo sconfitti.